Saluti ai telespettatori, tema elettorale su Teleacras in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Ospiti in studio, Fabrizio Roberto Sutera Sardo, candidato di Casa Pound all'uninominale maggioritario alla Camera e plurinominale alla Camera. Bianca Guzzetta, candidata di Liberi Uguali nel collegio di Agrigento all'uninominale maggioritario alla Camera e capolista alla plurinominale alla Camera. Giusy Bartolozzi, candidata nel plurinominale alla Camera, capolista di Forza Italia. E Vincenzo Giambrone, candidato al Senato nel collegio di Agrigento all'uninominale maggioritario al Senato. Ovviamente, trattandosi di una trasmissione elettorale di carattere politico per delle elezioni politiche, in occasione di un governo uscente e un altro subentrante, una domanda introduttiva è d'obbligo, ossia volgiamo un attimo la nostra attenzione al passato e poi in prospettiva ci orientiamo verso il futuro grazie e tramite al vostro contributo. Dunque, un giudizio da parte vostra dell'attuale governo Gentiloni, il governo uscente, ovviamente inteso nel senso dell'intera legislatura appena trascorsa, quindi i governi Letta, Renzi, Gentiloni. Fabrizio Roberto Sutera Sardo, Casa Pound. Partiamo quindi dall'inizio, al 2011, come ha detto Berlusconi, c'è stato un vero e proprio colpo di Stato. Napolitano ha eletto Presidente del Consiglio Monti, il nostro debito pubblico è stato buttato sul mercato, facendo schizzare lo spread alle stelle. Successivamente Berlusconi ha appoggiato il governo Monti per poi anche votare a favore della legge Fornero. Lo stesso discorso vale col governo Letta e col governo Renzi, col quale ha fatto il patto del Nazareno. Ora, anche Gentiloni, diciamo, tutti questi governi sono macchiati, secondo noi, di una politica immigrazionista senza controlli e economica volta alla distruzione del popolo italiano. Bianca Guzzetta, candidata alla Camera per Liberi e Uguali, che è la formazione politica, per i pochi che non lo sapessero, che esprime come Premier, Presidente del Consiglio, l'attuale Presidente del Senato, Piero Grasso. Una formazione politica per i molti. Io sarò molto netta su un giudizio che è in realtà un giudizio che è dalla gente, guardando le cose che accadono, scuola, sanità, lavoro, tutto è fermo, tutto è andato indietro, le condizioni delle persone, la vita in carne ed ossa, la gente è stata sfregiata con la buona scuola, docenti, insegnanti, il Job Act, che è stato un'offesa per i lavoratori, non soltanto per coloro che sono visti sottratti, rubati articolo 18, ma per i precari e per coloro che un lavoro appunto cercano di costruirselo. Per non parlare dello sblocca Italia, che invece ha significato uno sfregio del territorio. E allora chiaramente il giudizio su questo blocco di legislatura è un giudizio assolutamente negativo. E diciamo la parabola si è chiusa su un'offesa sui diritti civili invece, che è la mancata approvazione dello ius soli. Ecco, quello per noi è stato il punto più basso, appunto, che ha raggiunto questa formazione che faceva capo al Partito Democratico. Quindi è chiaro che questa per noi non può essere un riferimento. Liberi Uguali rappresenta invece quella sinistra che vuole ricostruire un campo autentico per fare ripartire l'Italia, per i molti appunto, per i molti lavoratori, per molte partite IVA, per tutti coloro che della crisi sono stati messi sostanzialmente in ginocchio. Giusy Bartolozzi, candidata capolista plurinominale alla Camera per Forza Italia nel collegio di Agrigento. Il Partito Democratico negli ultimi anni ha perso oltre il terzo dei consensi. Siamo sulle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali e la nostra immagine, l'immagine del popolo italiano non è certo uscita positivamente. C'è da cambiare passo, c'è da affrontare tematiche importanti e mi riferisco al problema dell'immigrazione, del lavoro, della scuola, della giustizia, tematiche che dal Partito Democratico e quindi dal governo Gentiloni sono state accantonate, non si è
andata oltre, non si è fatto il passo decisivo. Forza Italia ha una squadra competitiva, ha una squadra di professionisti, ha una squadra pronta a fare riforme che il Paese attende da tanto tempo. Il mio evidentemente è il campo della giustizia, il campo di mia predilizione assoluta. Parliamo di separazione di carriere, parliamo di revisione delle piante organiche, parliamo di rivisitazione dei tempi del processo. Per l'immigrazione sono all'ordine del giorno i fatti di Macerata, sto parlando dell'immigrazione, migranti economici. È ora di dire basta, è ora che questi coloro che arrivano al nostro territorio, quindi che sono spinti a venire dal nostro territorio solo per ragioni di ordine economica, vengono rimpatriati nel loro paese. Un migrante, abbiamo visto cosa è successo, Pamela, dilaniata, è ora di dire no ad un'immigrazione senza controlli. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, parliamo della nostra provincia, la provincia di Agrigento è tra le più povere province italiane, è al 96esimo posto su 110 nella classifica della qualità della vita, il PIL pro capite medio è di 14.500 euro, è quasi un terzo della media nazionale. Noi riusciamo a trarre nella provincia di Agrigento solo il 10% del turismo siciliano. È evidente che vanno incentivati gli investimenti nella nostra terra, quindi bisogna parlare di turismo, bisogna parlare di lavoro, bisogna parlare di immigrazione, bisogna parlare di giustizia e tanto altro. È ora di cambiare passo, Forza Italia è pronta. Vincenzo Giambrone, candidato al Senato all'uninominale ad Agrigento per Forza Italia. Veda, la prima cosa che penso quando si parla di Gentiloni, del governo Gentiloni, è che abbiamo perso noi qualsiasi ruolo a livello europeo. L'autorevolezza che si aveva con Berlusconi la si è persa e nessuno può contraddirci su questo. Noi avevamo una voce, avevamo un ruolo. Oggi invece siamo noi dipendenti, per non usare il termine schiavi, siamo dipendenti ed è una cosa che avvilisce, che fa male, della Merkel e di Macron, della Germania e della Francia. L'Italia ha perso quella sua centralità, quel ruolo che aveva da quando si cominciò a parlare di Unione Europea. Noi ormai siamo messi, per la verità, siamo messi all'angolo, alle corde, e questo governo non ha fatto altro che aggravare notevolmente questa posizione già debole che si ha. Per quanto riguarda il giudizio del governo, è stato bravo Gentiloni e chi l'ha preceduto a bloccare, a fermare, ha fatto diventare anchilosata ormai questa macchina che non si muove più. Non c'è lavoro. E se i giovani, non è un ragionamento tanto per fare voce, e se i giovani oggi vanno tutti via, o quasi tutti via, lacerando famiglie intere, è perché la macchina è bloccata e non si riesce a trovare una strada, una soluzione che faccia ripartire, che faccia mettere in moto questo meccanismo. Noi pensiamo per esempio che chi produce, le imprese, gli artigiani, i commercianti, le attività turistiche, l'agricoltura, cioè vanno incentivate queste attività e vanno incentivati anche questi organismi, laddove si perde di vista il fatto che se non vengono incoraggiati coloro i quali prendono i propri capitali e li mettono a disposizione della società e della gente, se non capiamo che questa gente deve essere non perseguitata, né essere vista come nemico, se non capiamo che questa gente va aiutata, noi concorriamo ancora in maniera silente a far sì che la nostra economia veramente vada a morire. Allora il messaggio che io darei è che Gentiloni non è riuscito a portare avanti qual è? Quello di rimettere in moto questa macchina pensando ad investimenti produttivi e da lì tutto a cascata si mette in moto un meccanismo che fa quantomeno pensare bene e ricrea le condizioni di una migliore speranza. Posso fare una battuta su questa questione della migrazione? Mi dispiace che io, insomma, che sono di sinistra, debba ricordare che è stato l'Orefice a dire che le migrazioni e le nostre migrazioni dei nostri ragazzi sono speculari.
Secondo me veramente insistere sul fatto che la migrazione economica sia qualcosa di assolutamente inaccettabile, dico, veramente non risponde ai valori di solidarietà che sono tanto costituzionalmente garantiti. La migrazione economica dipende da interventi che sono militari, che sono appunto di desertificazione del territorio. Anche i nostri ragazzi migrano per questioni economiche. Cosa fanno? Li dovrebbero respingere? E allora io sulle migrazioni credo che è un tema delicato che non può essere affrontato con la pancia. Penso invece che ci sia la possibilità di una distribuzione diffusa sul territorio dei migranti. Ci sono esperienze appunto anche in Italia, anche in Calabria penso, della capacità dei piccoli centri di raccogliere piccole comunità di migranti che si integrano appunto nel tessuto, perché ricordiamo che i migranti che tanto no, che poi sono quelli che muoiono in mare, e io mi sorprendo di come dire, forze che hanno distribuzione diffusa senza un limite, comunque. Non è senza un limite, corridoi umanitari, guardi che i migranti non vogliono neanche rimanerci in Italia, perché il paese è stato impoverito, se ne vogliono andare, però con dignità. E questo dovrebbe provenire da forze, insomma, che dalla loro hanno, insomma, anche una provenienza, come dire, cattolica, cristiana, diciamo. Quindi di fatto. sarebbe comunque opportuna una politica di razionalizzazione. Di accoglienza, di buona accoglienza, Ok. di buona accoglienza. Ok. Non stiamo parlando, io mi sono permessa di parlare di migrazione economica, lei parla di migrazione, sono due cose diverse. Una cosa è la No, migrazione... io parlo di migrazione economica, Lei anche i poco nostri fa parlava ragazzi di vanno noi- via per questioni di problemi economici. Cos'è? Dovrebbero respingerli? Cos'è? Non c'è spazio, non c'è posto per... È stato il cardinale Lorefice a ribadirlo nella sua omelia a Natale. Dottoressa, E mi spiace dover ricordarlo io. Le do qualche numero. Un migrante economico costa allo Stato italiano, a noi, circa 100 euro al giorno. Di questi 100 euro al giorno, 75 vengono dati al migrante, 25 vengono, se mi fa completare, 25 vengono date alle case di accoglienza. 75 euro al giorno messe nelle mani di gente che non ha professionalità, non è integrata e che, e io glielo dico perché faccio il magistrato, so di cosa sto parlando, che evidentemente spende questi soldi, questi 75 euro, vengono immessi in un circuito di illegalità, la maggior parte vanno a finire nello spaccio di droga. Non è favorire l'integrazione di questa gente, è favorire nel nostro Stato illegalità. Io non ho detto, e Forza Italia, scusi, io non l'ho interrotto. Le posizioni di entrambi sono comunque evidenti, Allora, sono com'è state che si rese spiegano? Io non l'ho evidenti. interrotto e ci terrei a non essere interrotta. Procediamo Poi- anche oltre, poi l'argomento Ok, immigrazione lo approfondiamo Però ancora meglio. senza interruzioni, perché io l'ho ascoltata con Sì, piacere, ma dovrebbe far le completare il posizioni percorso. di entrambe sono state rese evidenti. Bisogna far capirlo ai cittadini, però a chi ci ascolta. Allora, consentiamo anche a Giambrone e poi a Sutera Sardo di aggiungere qualcosa sul tema immigrazione. Invece su questa Giambrone. materia dell'immigrazione. L'Italia è vocata naturalmente all'ospitalità. Assolutamente. Se mi avesse L'Italia, completare. come italiani, è riconosciuto in tutto il mondo, siamo portati ad aprire le porte a chi viene da fuori. E però una regola, io sono cattolico, non sono razzista, ma una regola va messa, un dato. Nel 2010 il governo Berlusconi, entrarono in Italia una cosa come 4.000, in un anno, 4.400 immigrati. Oggi assistiamo che in 2 giorni arrivano 5.000 immigrati. Perché questo? Perché si sono aperte in maniera smisurata, incontrollata le frontiere, e quando Berlusconi era amico di Gheddafi e di Putin, veniva criticato. Salvo poi che il signor Sarkozy con il signor Obama decisero di far fare la fine che ha fatto, e in quel momento quella diga che c'era, che passava a mezzo di intese internazionali, la si è rotta, per cui già le porte si sono aperte. E non è stato fatto nulla perché questo venisse quantomeno controllata, razionalizzata. È stata una cosa così cruenta da creare paura, la sicurezza. Quando io sento mamme, quando sento bambini che hanno paura di uscire già il pomeriggio, quando si assiste, attenzione, non è un fatto generalizzato, perché poi alcune volte le mele marce sono quelle che fanno morire tutta la cesta, e però si è perso ormai quella certezza che si aveva in Italia, perché la sicurezza c'era, che la sera si sta molto attenti ad uscire fuori. Sutera Sardo, scusa, Sutera Sardo, rispettiamo i tempi e le posizioni, perché Però altrimenti giusto per completare il discorso, se no non fossilizziamo, ma ci seguisce. ritorniamo sull'immigrazione. Sutera Sardo.
Spero di non essere interrotto perché so di dire delle cose che non piaceranno. Allora, innanzitutto per noi lo Stato è obbligato in prima battuta a occuparsi dei propri cittadini, soltanto in un secondo momento dei cittadini degli altri paesi. Poi il tema dell'immigrazione non è così semplice, la dottoressa parlava di migranti economici, siamo purtroppo pieni di gente, di ragazzi che vengono in Italia perché hanno il sogno di diventare il nuovo Balotelli o di essere uno dei cantanti di X Factor, mandano magari una foto ai loro compaesani in Ghana, ovunque, in Senegal, fingendo di essere adesso dei VIP e invogliando quindi i propri connazionali a venire in Italia. In realtà qui non c'è nulla, non c'è lavoro, non c'è nulla per loro e quindi l'obiettivo deve essere quello di aiutarli nel loro paese sicuramente, fare degli accordi bilaterali con questi paesi. Poi, una volta aver fatto gli accordi bilaterali, andare a bussare nelle stanze di questi ragazzoni, belli muscolosi, che stanno all'interno di questi centri di accoglienza, dargli una pala in mano e dire: bene, sei venuto perché volevi lavorare, adesso vai a lavorare a casa tua, ti abbiamo finanziato il lavoro, se è vero che volevi lavorare, adesso hai la possibilità. Bene, sull'argomento immigrazione recuperiamo anche dopo. Adesso il profilo personale di ciascuno di voi, ossia quali sono le ragioni che vi hanno indotto a candidarvi, anche in riferimento alla forza politica che vi esprime e che voi rappresentate. Fabrizio Roberto Sutera Sardo. Allora, innanzitutto, come già si sa, sono uno studente di scienze politiche, mancano pochissimi esami alla laurea. L'obiettivo mio era quello di dare una svolta innanzitutto alla nostra provincia, perché dagli anni 90, dopo la morte del Fronte Nazionale, che non si assiste più a nulla di sociale nel nostro territorio. Sicuramente l'obiettivo è quello di entrare in Parlamento, sforare quindi la soglia del 3%, poi andrò io, andrà un altro militante di Casa Pound, non è questo l'importante. L'importante è mandare un gruppo di ragazzi pronti a combattere, a non fare l'opposizione sbandierando dei cartellini bianchi. Bisogna fare un'opposizione dura, forte e reale soprattutto. Bianca Guzzetta. Allora, profilo personale, io sono un insegnante, sono un avvocato anche, però che ha sempre amato ed è sempre ritornata alla scuola, sono alla scuola da sempre. La politica è una passione ovviamente, una politica fatta a sinistra ma fatto guardando ai bisogni di tutti. Libero Uguali ha questa aspirazione, rappresentare appunto quelle classi, quelle categorie, i fragili, gli ultimi, quelli che sono sostanzialmente dimenticati appunto della politica, perché la questione cruciale che noi vogliamo affrontare è quello della giustizia sociale e delle povertà. Un paese troppo povero, un nord e sud che sono troppo lontani fra di loro, una concentrazione della ricchezza in mano di pochi che mortificano soltanto chi è in difficoltà, ma che non mette in condizioni neanche le persone che hanno energie, che credono appunto nella possibilità di fare per questo paese. Quindi liberare appunto le energie che ci sono nei territori, e ce ne sono tante. Io ho girato appunto questo territorio, ho incontrato veramente delle risorse, delle potenzialità incredibili, dalle specificità appunto culturali, ma anche quelle enogastronomiche, dall'agricoltura. Quindi dare la possibilità di un rilancio effettivo al territorio e poi sostenere con un vincolo di solidarietà, come è previsto in Costituzione, come parte integrante anche della cultura del nostro paese, attraverso per esempio un sistema appunto di pressione fiscale più progressivo, coloro invece che si trovano in una situazione di difficoltà. Dobbiamo avere a che fare con la vita della gente, si va in ospedale e si prenota un esame e te lo prenotano dopo 3 mesi. Si va in un pronto soccorso e c'è da stare in barella per giorni e giorni. Ecco, io credo che questo dobbiamo ritornare ad occuparci di questo, e Liberi Uguali a questa aspirazione, giustizia sociale. Questo è il primo punto in programma, rilanciando chiaramente la scuola, l'istruzione in prima battuta e lo sviluppo economico, che deve essere uno sviluppo economico sostenibile. Giussi Bartolozzi, concludiamo prima il giro. Giussi Bartolozzi. Ci tengo a dire figlia di questa terra, cittadina
siciliana, ma ancora prima di madre di Palma di Montechiaro, papà Nisseno, quindi figlia di questa terra, e in quanto figlia di questa terra ho aderito all'invito che Forza Italia ha voluto farmi accettando appieno la candidatura per queste politiche. Rappresento la mia terra con una professionalità acquisita nei trascorsi 18 anni quale magistrato, insieme ad un partito, insieme al Presidente Berlusconi, con il quale condivido appieno i 10 punti del programma, ma soprattutto quello che capiterete di mia competenza, cioè la giustizia. È ora di affrontare tematiche serie che attendono da troppo tempo una risposta. Ve le avevo indicate prima, le ribadisco perché ne sono fortemente convinta: non si può più procrastinare la riforma della separazione delle carriere, è qualcosa che va affrontata con serietà, è il momento di farlo. Il Presidente Berlusconi e Forza Italia mi hanno chiesto un impegno in questo senso non solo come magistrato ma come professionista che si adopera. Il mio impegno sociale con Forza Italia è divenuto un dovere sociale, quindi sono pronta. Vincenzo Giambrone. Io attualmente sono il sindaco di Cammarata, ma sono portato da sempre verso il sociale, verso il più debole. Chi è più debole della provincia e del territorio agrigentino in Italia? Allora è necessario, e penso di poterlo fare, laddove il risultato dovesse essere favorevole, di far sentire la voce, e mi faccia passare il termine, la rabbia di Agrigento. È inaudito che Agrigento debba occupare gli ultimi posti di qualsiasi classifica che possa essere positiva per gli altri. La forbice tra noi e il nord, tra noi e il resto dell'Italia, questa forbice è molto larga. E allora questa Sicilia, questo Agrigento, a mio avviso, hanno potenzialità che possono benissimo essere utilizzate. Io penso al mondo dell'agricoltura perché professionalmente fino a 2 anni fa ero direttore generale del Consorzio Bonifica, penso all'agricoltura che va rilanciata l'agricoltura. Abbiamo terreni fertili, abbiamo il sole che non ci può togliere nessuno, abbiamo un turismo stupendo, abbiamo opere d'arte per la verità da fare apprezzare ed essere apprezzate. Ebbene non riusciamo noi, a mezzo di cose così semplici di cui tutti ci riempiamo la bocca, a far sì che queste cose possono essere, sia l'agricoltura per un verso essere utilizzata al massimo, le opere d'arte avere il ruolo che meritano e creare quelle condizioni perché si faccia economia. Poi per quanto riguarda la possibilità di ricreare condizioni di miglior vivibilità, siamo messi in ginocchio, c'è una crisi latente, ma ormai siamo alle porte, per la verità, dell'agonia, dell'asfissia. E sono convinto che, siccome la politica è fatta anche di fatti, o principalmente di fatti, oltre che di propositi, di fatti, Berlusconi ha dimostrato, quando ha amministrato, che gli impegni assunti in campagna elettorale li ha mantenute. E quando qualcuno pensa che Forza Italia rivolgeva lo sguardo verso i ricchi, sbagliava. Perché? Un dato solo. Per 1.600.000 pensionati portò allora, la pensione c'era la lira, la portò a 1 milione di lire, che era una pensione riguardevole, rispettabile. Oggi 500-450 euro, che sono una cosa assurda. Vuoi intanto perché la vita è ovviamente cambiata, richiede anche, perché no, ha bisogno di maggiore necessità. E noi vediamo che c'è molta gente anziana che non riesce ad arrivare a fine mese. Allora, una pensione che possa essere rispettabile, atteso che ormai molti pensionati non possono arrivare neanche a fine mese, così come i lavoratori. Allora, se noi riusciamo con energia, con forza e con tenacia, perché no, a fare un tutt'uno con tutte le forze politiche perché Agrigento possa avere il ruolo che merita, non può restare assolutamente più ai margini delle classifiche nazionali, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda l'economia. Su Terrasardo voleva aggiungere qualcosa? Sì, visto che ho la possibilità di una seconda battuta, poi magari l'altro discorso lo aprirà qualcun altro. Innanzitutto sull'agricoltura. L'agricoltura, noi grazie all'Unione Europea abbiamo la possibilità di portare dal Camerun le arance, anziché prendere quelle di Ribera,
no, sì, l'arancia è dalla Tunisia in realtà, così come l'olio, e dal Camerun invece i pomodorini. Quindi questa agricoltura di cui parliamo noi, così fertile, non riesco poi a vederla. Mentre sul discorso delle pensioni, probabilmente un assist involontario, 1 milione di lire bastava, 500 euro no. Era proprio quello il discorso. Con una moneta sovrana riusciamo a stare meglio, soltanto questo. Bene, adesso consentitemi di rappresentare quelle che sarebbero, a mio avviso, ovviamente oggettivamente, le accuse che vi rivolgerebbero le persone che sono a casa, che seguono la trasmissione odierna di Tema, le critiche, le riserve, i commenti. Quindi a Casa Pound l'estremismo di destra, a Liberi Uguali l'essere il partito anti-Renzi, strumentale ad essere il partito anti-Renzi, e a Forza Italia di essere stati per tanti anni al governo del Paese. Iniziamo allora con Fabrizio Roberto Suterasardo. Le accuse di estremismo, di estrema destra, destra radicale. Allora, a noi in realtà non piace la definizione di estrema destra. Sul discorso dell'estremismo noi abbiamo soltanto un estremismo, quello di amare l'Italia e gli italiani. Non siamo omofobi, perché chi legge il nostro programma potrà vedere che siamo a favore delle unioni gay. Non siamo razzisti, abbiamo tra i nostri militanti tanti ragazzi di colore, quindi penso che una battuta poteva essere sicuramente sul caso di Macerata. Anche, ormai è l'argomento del giorno, certo. Nessuno dei nostri militanti si è macchiato, diciamo, di omicidi o sparatorie così gravi come sono avvenute a Macerata. Sicuramente il discorso è che ogni crimine va punito, la violenza è sempre sbagliata, condanniamo qualsiasi tipo di violenza sia da parte di italiani che di stranieri, e sottolineo che non parlo di colore, avrei potuto dire bianco e nero, no, per noi la differenza sta nell'essere italiano e nell'essere straniero, quindi anche in questo caso non vedo nessun tipo di estremismo. Va condannata quindi qualsiasi tipo di violenza, assolutamente. È chiaro però che lo Stato deve assicurare un certo grado di sicurezza, proprio onde evitare che un cittadino esce per strada e decide di farsi giustizia da sé. Bianca Guzzetta, Allora, io sono un po'... l'astio di D'Alema, di Bersani. sì, prima però voglio dire, cioè, mi sento in mezzo a due ipocrisie, perché come dire da parte di Forza Nuova, insomma, di essere... Casa Pound. Casa Pound. Scusami, Casa Pound, perdono. È importante. È importante, ti chiedo scusa. Che insomma non c'è nessun razzismo, cioè c'è un mandante morale di certi fatti che è la destra, diciamocelo. Cioè è la destra, è cambiato il clima in questo paese e qualcuno se ne deve assumere la responsabilità ed è giusto che ve la assumiate, perché la sicurezza è intanto un fatto di percezione e voi soffiate su quel fuoco. È quello il problema vero, uno. In secondo luogo, sembra che Berlusconi non abbia mai governato questo paese, appunto. Cioè sembra che tutto è nuovo, cioè si riparte, 9 anni su 22, si riparte 9 sempre anni da su zero. 22. E poi sull'autorevolezza 9 di anni su Berlusconi 22. diciamo, in Europa, insomma, anche questo insomma, mi sembra un po' ci sono delle gag che ancora vanno in onda, Bersani, insomma. è Dopodiché Liberi Uguali e le accuse di essere un partito non è così. Anti-Renzi. Ma non è così. Noi veniamo dall'esperienza di 100 Passi in Sicilia ed eravamo tutti insieme. Noi abbiamo sentito l'esigenza di ricostituire una sinistra che rappresenti i deboli, i lavoratori. Questo è il punto fondativo. Se non ci siamo noi in Parlamento, queste battaglie non le farà nessuno. È questo il vero problema. Quindi non c'è appunto diciamo una formazione anti-Renzi, c'è un problema appunto di contenuti e di programmi che ci vedono divisi. La scissione in Sicilia ha provocato un fallimentare risultato elettorale nell'ambito del centro-sinistra per Micari. Ma guardi, e per la Fabio. sinistra è stato un risultato positivo, noi rientriamo all'Ars dopo 10 anni e guarda, anche se si ride, noi comunque siamo di fronte a una legge elettorale che in realtà, come dire, penalizza le piccole forze, perché siamo un paese antidemocratico e perché c'è stato il combinato disposto con la legge che ha diminuito la platea dei rappresentanti
rappresentanti all'Ars. Quindi noi con 100.000 voti eleggiamo un rappresentante, il Partito Democratico con 250.000 voti ne ha eletti 12, quindi insomma c'è una stortura. Dopodiché per noi è una vittoria perché abbiamo raddoppiato i voti. Anche se ciò favorisce il centrodestra e rischia di farlo anche alle politiche. Allora, quando il centrosinistra fa politiche di centrodestra è la brutta copia del centrodestra, sostanzialmente. Non esiste una nomenclatura, esistono le politiche. Allora noi su quello ragioniamo. Quindi quando il centrodestra fa il decreto Minniti, il centrosinistra fa il decreto Minniti, per noi è politica di centrodestra, non ci rappresenta e non rappresenta i milioni di persone che non si sentono, come dire, vicini a quella cultura di destra di cui siamo noi lontanissimi. Bene, Giusy Bartolozzi, Forza Italia è stata al governo. Vorrei essere un poco più pragmatica perché credo che ai cittadini che ci ascoltano, ai siciliani che ci ascoltano, interessi forse ben poco di maxi sistemi. Il vero dato è che qualsiasi voto connotato al centrodestra in Sicilia non serve. E non serve perché voi non esistete nel panorama politico, ahimè. Questo lo vedremo. Ma non esistete, non avete la consistenza tale per poter pensare di andare a governare. Questo lo vedremo. Il PD è stato... ha avuto, come bene diceva Onorevole Giambrone, 8 anni su, o correggimi Vincenzo, 9 su 20, quindi in alternanza alla sinistra. La sinistra, ribadisco, specie in Sicilia, è stata una catastrofe. Il governo Crocetta ci ha portato al disastro più totale. Il voto alla sinistra... Lombardo, se non ricordo male, però... Il voto alla sinistra... Io non l'ho mai interrotta. Il voto alla sinistra è ormai... La sinistra ci ha illuso e con l'illusione viene la disillusione. Il voto al Movimento 5 Stelle non si può più dire che è un non voto, perché votando il Movimento 5 Stelle si va a impattare, io lo dico sempre, contro un treno che va ad altissima velocità. Quindi l'unica alternativa possibile che hanno i siciliani è votare il centrodestra, perché il governo Berlusconi, laddove ha governato bene, mantenendo le promesse, è così ed è innegabile, è storia, perché la sinistra ha portato più disavanzi. È storia. Se dobbiamo parlare di slogan elettorali, sono d'accordo con lei, li possiamo fare. No, se vogliamo prendere, lei non ha dato un dato, dottoressa, non ha dato un dato economico. Se prende dati economici, prende qualsiasi rilevazione economica, lei si renderà conto che la sinistra ha lasciato l'Italia in una situazione di indigenza maggiore di quello che il governo Berlusconi ha fatto. Quindi o parliamo di slogan elettorali che probabilmente il cittadino, del quale probabilmente il cittadino che ci ascolta sarà affascinato, ma lei non farà capire nulla di quello che è. Dobbiamo parlare di numeri. Allora, se parliamo di numeri come pochi che ho dato io prima, parliamo di cose concrete. Io da magistrato mi piace parlare di cose concrete, non mi piace buttare slogan, come quello che lei mi permette ha fatto prima in materia di immigrazione, per rispetto che devo a chi ci ascolta. Allora, parliamo di tematiche locali, parliamo di Sicilia. Il governo di sinistra in Sicilia è stato una catastrofe. Dare un voto a voi e non dare voto, quindi io non vi considero neanche competitor, perché non vi considero proprio, me ne dispiace. L'alternanza è una possibile, è quella, cioè una visione alternativa è quella col Movimento 5 Stelle, per la quale ho sempre detto sono uomini privi di professionalità che parlano solo con slogan elettorali in qualsiasi campo. Immagino, avete visto il programma che hanno, sono 18 punti, mi dispiace parlare perché oggi non c'è un rappresentante, credevo che ci fosse, che fosse suo ospite Sodano, e non c'è, me ne dispiace moltissimo perché ribadisco, con gli altri non mi sento di dover fare discorsi, perché mi piace parlare di numeri, mi piace parlare di cose concrete, di cose per la Sicilia. Quindi concluda. L'unico voto possibile, l'unica concreta, gli siciliani hanno solo una scelta, l'hanno già fatto votando alle regionali il presidente Musumeci, si è cambiato passo, il presidente Musumeci è persona di altissima levatura morale, grandissima competenza professionale. Adesso c'è una squadra che è pronta a livello nazionale ed è l'unica squadra che può essere un'alternativa al populismo dei 5 Stelle. Non c'è altro, gli altri non esistono. Vincenzo Giambrone. Veda, lei diceva quale critica potrebbe farvi un elettore. La politica è soggetto a tantissime critiche, spesso fondate. È una critica che farei a Forza Italia quando ha governato 9 anni su 22, gli altri l'hanno fatto la sinistra, ma non voglio entrare in polemica perché mi interessa far passare un messaggio di quello che ognuno vuole fare o vorrebbe fare comunque, o quali sono i propositi. E allora il messaggio che, intanto la critica che farei è quella che era Berlusconi, è stato molto condizionato dalla sua coalizione. E però abbiamo visto che Fini ha fatto Fini
e che fini hanno fatto gli altri, i Casini e compagni. Ciò significa che oggi ci si è liberati e riteniamo che andando al governo, perché ormai sembra che la strada ecco, sia propizia o sia spianata perché il centrodestra vada a governare, sono convinto, e ne siamo perfettamente convinti, ma lo sanno meglio di noi gli italiani, che questi condizionamenti degli alleati non ci saranno né ci potranno essere. Né tampoco ci possono essere i saltibanchi che ci sono stati fino ad ora per i paletti che sono stati messi anche negli accordi tra i partiti della nostra coalizione. Veda, io sono convinto che Forza Italia, che il centrodestra ha le carte in regola per andare a amministrare. Faccio mie le parole di una persona anziana che mi diceva, senza averglielo chiesto, pur essendo notorio, sono segretario provinciale di Forza Italia, mi diceva io voto Forza Italia a prescindere da ogni cosa perché si stava certamente meglio di quanto non si stia ora bene. Si stava bene in termini economici, si stava bene in termini di sicurezza, che è un tema che la gente vuol sentire. La gente vuole sicurezza, sia sicurezza di stabilità economica, ma sia sicurezza in quanto tale a salvaguardia della propria vita e dei propri familiari. E mi pare che su questo tema, che se ne possa pensare e si possa dire, il governo Berlusconi ha dato sui segnali molto forti. L'auspicio che ci facciamo domani qual è? Che a forza degli errori che hanno fatto gli altri governi, e in principal modo a forza di quelli che hanno fatto anche i governi di centrodestra, si possa raddrizzare il tiro, ci si possa sintonizzare meglio e far sì che l'Italia, nella sua interezza, non più solo la Sicilia, ma che l'Italia possa riprendere per davvero il ruolo europeo. Noi siamo in Europa, il ruolo europeo che gli appartiene, che le appartiene. L'Italia deve essere al centro dell'Europa, così come la Francia e così come l'Inghilterra, com'era l'Inghilterra, scusi, e così come la Germania. La Germania e la Francia la fanno da padroni, noi vogliamo il nostro ruolo, per gli altri ognuno si muove come crede. E allora occorre che ci sia un governo forte, che abbia idee chiare e che faccia rispettare la italianità di ogni italiano. Ecco, la conclusione, l'appendice finale usata da Giambroni, i rapporti con l'Europa stimolano una mia domanda sul tema, anche perché è un tema ricorrente in campagna elettorale, nel dibattito politico comunque, ossia i rapporti con l'Europa. Iniziamo con Casa Pound, lo hai già premesso, fuori dall'Europa, no all'euro. Assolutamente, sono i primi due punti. L'uscita dall'euro verrebbe eseguita nei primi 14 giorni del nostro ipotetico governo. Bisogna uscire sicuramente da questa moneta sciacalla che ha portato la nostra economia dall'essere dalla posizione numero 5 alla posizione numero 8. Non abbiamo più nessuna possibilità di trovare un lavoro sicuro, stabile, ben pagato, non abbiamo una possibilità di creare una famiglia, perché i contratti sono tutti diciamo, a tempo determinato, contratti precari, non c'è più stabilità economica. Per quanto riguarda poi l'Unione Europea è una truffa sicuramente nei nostri confronti. L'Unione Europea vuol dire latte in polvere, l'Unione Europea vuol dire, come dicevo prima, merci importate dal Nord Africa, vuol dire uccidere la nostra economia. I settori agricoli, le industrie agricole stanno fallendo sempre di più e quando falliscono cosa succede? Arrivano le multinazionali del settore agricolo, che sono stranamente quasi tutte straniere, comprano l'industria e praticamente la comprano per un pugno di riso, non di più. Quindi bisogna indubbiamente uscire dall'Unione Europea. Bianca Guzzetta, liberi e uguali e il rapporto con l'Europa. Il rapporto con l'Europa, noi siamo europisti convinti. È chiaro che bisogna modificare appunto l'idea di Europa
ed evidente appunto che c'è una questione che riguarda la capacità democratica, la rappresentanza dei cittadini europei dentro le istituzioni europee, e noi su questo appunto vogliamo fare assolutamente leva. Poi c'è il tema appunto di quanto siamo capaci noi di considerare l'Europa come risorsa, quanti fondi europei vengono effettivamente spesi, e chiaramente c'è il problema relativo al pareggio di bilancio, che è un tema che noi ci poniamo, perché chiaramente mette, fa rendere molto difficile appunto l'amministrazione dei comuni, delle città e così via dicendo. Quindi siamo convinti europeisti. Crediamo fortemente appunto nella possibilità di ridisegnare un'Europa che in realtà, interloquisca in maniera più democratica e diretta appunto con gli stati appunto che ne fanno parte. È chiaro che noi siamo dentro appunto l'idea che non si possa uscire dalla moneta europea, questo è chiaro. Giussi Bartolozzi. Uso io stavolta uno slogan che probabilmente non avrei fatto prima. È ora di dire basta ad un'Europa che chiede all'Italia, è ora che l'Italia comincia a chiedere all'Europa. Quindi i rapporti devono essere evidentemente invertiti. Il presidente Berlusconi è l'unico che gode della credibilità, dell'affidabilità, è uno statista, è l'unico. Non penso, ribadisco, io non guardo le altre forze politiche, ma Di Maio non ha la statura né professionale né morale né gode di affidabilità a livello internazionale. Il presidente Berlusconi lo è, ed è l'unico che può cambiare, invertire il processo, per cui non sarà più l'Europa a dover chiedere all'Italia, la dottoressa diceva pareggio di bilancio, ma sarà l'Italia a chiedere all'Europa. Vincenzo Giambrone. Sì, io sono europeista convintissimo. L'Italia non può uscire, né deve uscire dall'Europa. Io avrei pensato che nel cambio, per esempio, lira-euro, immaginarsi che anziché 1-2 fosse stato 1-1, il discorso era diverso, saremmo stati certamente meglio, e però è successo, prendiamo atto di questo. Allora creare le condizioni perché si possa riparare questo errore devastante, è stato un errore devastante. Le altre nazioni erano abituate per esempio alla moneta, noi no. Noi quando davamo 100 lire o 500 lire già era qualcosa che aveva un peso. Oggi invece ci accorgiamo che quando abbiamo 100 euro, 10 euro in tasca è una cosa, ma quando abbiamo un euro è come se fosse per la verità il 100 lire, e così non è. Per cui questa spesa che va ad aumentare, questa spesa che danneggia l'economia familiare, che sembra niente, però è quella goccia continua che purtroppo fa male e buca la pietra. Allora vorremmo che l'Italia possa riacquistare, dicevo un momento fa, il ruolo che le appartiene, che l'Italia comincia a mettere mano avanti, l'Italia che comincia a chiedere, l'Italia che comincia a farsi rispettare. Io porto l'esempio della Spagna, siamo stati superati dalla Spagna. È un esempio che a me consta. La Spagna mandava specialisti a Bruxelles e quando arrivavano imprenditori li prendevano per mano, li seguivano perché potessero ottenere intanto tutto quanto chiedevano. Qua invece siamo lasciati allo sbando. Noi abbiamo somme che vengono restituite e poi impegnate per altri paesi, perché se fossero restituite e poi se potessero ritornare indietro avrebbero un senso, ma quando invece si vede che noi non investiamo, noi non riusciamo a spendere, voi perché mancano progetti esecutivi candidabili, voi perché si è distratti, eccetera, queste somme le perdiamo. Allora cominciare a creare condizioni perché queste somme perse, anche per incuranza nostra italiani, queste somme possano essere ripescate, pur se difficili, perché sono somme che vengono meno e che hanno fatto arricchire altre nazioni. Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa in Italia purtroppo ha un ruolo e riveste un ruolo all'occhio del cittadino comune come un oppressore, come qualcuno che impone, e in effetti per alcuni versi lo è. Allora noi bisogna che facciamo capire, che il nuovo governo faccia capire alla gente che l'Italia, quando si presenta al tavolo europeo, si presenta a testa alta, con idee chiare, ma principalmente con l'autorità che le appartiene. Ancora all'Europa è sfruttare i fondi europei, nel senso sfruttare le opportunità che offre l'Europa.
È un tema ricorrente di tutte le campagne elettorali. A fronte di scarsi trasferimenti da parte dello Stato, della Regione, ed è inutile illudersi che in futuro possano essere maggiori i trasferimenti da Stato e Regione, l'Europa rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento. Però è successo nel corso degli ultimi anni che molto spesso tanti milioni di euro sono stati restituiti al mittente, all'Europa, in mancanza di progetti cantierabili, esecutivi, e ovviamente la colpa della mancanza dei progetti risiede nella burocrazia inefficiente, inefficace, fannullona, perché nel momento in cui in un ente locale, regionale, paralocale, partecipato, privato, parapubblico, eccetera, eccetera, non si redigono dei progetti, l'Europa non finanzia nulla perché manca il progetto, manca la base, la piattaforma su cui poggiare quel finanziamento. Quindi diventa un circolo vizioso che provoca la restituzione al mittente del fondo europeo. E la Sicilia è fanalino di coda in tale ambito, assolutamente negativo, deprecabile. Pertanto, come ritenete che si possa invertire la rotta? Responsabilizzando la burocrazia e come? Creando degli sportelli Europa con persone però capaci, preparate. Quindi strumenti e modalità. Fabrizio Roberto Sutera Sardo. Allora, io credo che sarò magari ripetitivo, ma l'obiettivo di questi governi è stato proprio quello di non creare nessun tipo di progetto, perché gli scopi erano completamente diversi da quello di far crescere il paese, di dare uno sviluppo. L'obiettivo era quello di far decadere sempre di più il nostro popolo, di precarizzare la nostra vita. Come dicevo prima, non c'è mai lavoro stabile, quindi l'obiettivo era quello di precarizzare la nostra vita proprio per costringerci ad andare via dall'Italia, ad andare a far fortuna da chissà dove, sul punto dei programmi magari cantierabili, ma non saprei effettivamente quali sono stati in questi anni. Pertanto come si potrebbe invertire la rotta? Esiste una ricetta da parte vostra? Ovviamente se voi predicate la fuoriuscita dall'Europa, Esatto. in quel frangente l'Europa chiuderebbe il rubinetto e noi non avremmo più questi fondi a disposizione, ci scorderemo di Agenda 2014-2020, sarebbe un'opportunità persa. Noi abbiamo dei nostri progetti che non riguardano l'Europa, uno fra tanti può essere magari la nazionalizzazione delle autostrade, piuttosto che quella della Banca d'Italia. Le autostrade oggi sono in mano a delle multinazionali che fanno pagare un pedaggio assurdo ai cittadini italiani che si spostano per andare da Roma a Milano, ci vogliono 150 euro. Noi invece metteremmo una rata fissa annuale di 80 euro, quindi potrei prendere l'autostrada 1000 volte o una volta, pagherai comunque sempre 80 euro, fissi annuali. Nazionalizzazione e isolamento in un certo modo. Rispetto al fenomeno della globalizzazione, dello scambio? No, allora, no, isolarci no, assolutamente. Noi fuori dall'Unione Europea abbiamo l'India, abbiamo la Cina, abbiamo la Russia, abbiamo gli Stati Uniti, c'è il mondo fuori dall'Unione Europea, quindi creare rapporti bilaterali con altri paesi che non fanno parte dell'Unione Europea non vuol dire isolarsi, anzi. Io credo Bianca Guzzetta. Credo che in realtà appunto non possiamo fare a meno dell'Europa. L'Europa chiaramente deve cambiare la rotta da una politica restrittiva di austerità, appunto dalla tecnocrazia europea, bisogna parlare di un'Europa dei popoli. E d'altra parte lo Stato, le regioni devono essere in grado di usare al meglio appunto i fondi che arrivano dall'Europa e questo fino ad ora non è stato fatto. E quindi quali strumenti? Chiaramente anche strumenti di centralizzazione per spendere e per rendere appunto esecutivi quei progetti, perché in realtà si è visto come in Sicilia non è stato possibile spendere oltre 1 milione di euro che sono stati internamente restituiti e quindi anche la possibilità di appunto centralizzare appunto questo processo, proprio perché non possiamo permetterci di come dire, mandare al macero delle risorse che sono poi fondamentali e che se ben utilizzate in realtà possono essere appunto un volano appunto per l'economia
italiana e siciliana in particolare. Questo è il primo, ma la cosa principale da dire è che comunque l'Europa deve modificare la sua politica economica. Noi abbiamo bisogno di politiche espansive, abbiamo visto come in realtà la crisi sia stata ancora resa più soffocante invece da politiche che hanno sostanzialmente ristretto ancora appunto le fonti, le possibilità di sviluppo e hanno soffocato soprattutto il ceto medio. Giussi Bartolozzi. Mi dispiace constatare che rimaniamo nel campo degli slogan elettorali senza far capire alle persone di che si parla. Ci è stato chiesto come affrontare il problema e come si risolverlo. Non credo che sia un problema di centralizzazione più o meno, anche perché il cittadino non lo comprende, il nostro interlocutore non lo comprende. Qui il problema si snoda solo in un modo, come dice bene il nostro programma, tra i nostri 10 punti c'è uno di questi che può aiutare, che è quello della eliminazione delle pastoie burocratiche. Solo così si sbloccano le cose. Questo mi sembra uno slogan, no? Eliminazione delle pastoie burocratiche. Dottoressa, io non l'ho interrotta mai. Probabilmente quando non avete argomenti interrompete e basta. Allora, il punto è un altro. Il punto è io sto girando 71 comuni, sono 71 comuni della mia provincia. Quindi non è un problema di mancanza di progetti, perché i progetti ce li abbiamo e sono tanti. Abbiamo somme che ritornano indietro e tornano indietro perché tante e troppe sono le pastoie burocratiche all'interno delle quali rimane inviluppata la rete prima di addivenire all'erogazione del contributo. Quindi si può intervenire solo in un modo, snellendo la pubblica amministrazione, cercando di attivare percorsi immediati di interlocuzione tra chi fa la richiesta, chi chiede, quindi evidenziare, ci deve essere qualcuno che è il front office immediato del cittadino in questo campo, e soprattutto snellendo, e non è uno spot elettorale, snellendo e semplificando quelle che sono le pratiche amministrative, quindi intervenendo sulla buona amministrazione in termini di riduzione di tempi e di costi. E questo è l'unico modo. Vincenzo Giambrone. Io attribuisco la responsabilità quando purtroppo si è costretti a ritornare le somme all'Europa, in questo caso la responsabilità è solo italiana. Va ricercata sì nei funzionari, va ricercata anche nella politica. Io faccio il sindaco, la mia attività professionale mi porta a dire che se il funzionario non viene sollecitato e non viene seguito dalla politica, se al funzionario non ci saranno degli stimoli e si prevedono anche delle penalità nell'ipotesi in cui si perde tempo per colpa loro, fino a quando noi ci facciamo pigliare la mano dal buonismo, lo dice uno che è stato dirigente generale, se noi ci facciamo pigliare ancora la mano dal buonismo, noi rischiamo ancora di sbattere. E allora l'Europa quale responsabilità può avere? In altri campi ne ha tantissimi, le ho dette. Ma in questo fatto che l'Italia è ormai un fatto assodato ed è una cosa che veramente amareggia, delude. Ormai l'Italia non va altro che prendere risorse e rimandarle indietro, che poi vengono utilizzate bene dagli altri paesi. Allora mi domando io, spesso guardare il vicino di casa come si muove non è sbagliato. Se gli altri riescono a spendere bene le risorse assegnate, non capisco perché noi, che passiamo per popoli intelligenti, e lo siamo, non capisco perché non ci riusciamo, ed è semplicissimo. Perché non riusciamo a dare quel taglio forte? Non riusciamo a imprimere quel passo veloce e molto attento, alcune volte occorre anche duro, lo dico con cognizione di causa, assumendo anche posizioni forti nei confronti, ripeto, di coloro i quali danneggiano la nostra economia e fanno sì che le somme vengano perse. Allora, fino a quando non si assume questa posizione forte nei confronti di chi sbaglia, perché io vengo pagato per lavorare, io vengo pagato per produrre, non vengo pagato per poltrire o far perdere risorse. Allora, fino a quando non si prende questa linea forte, noi futuro ne abbiamo. E allora, anziché pensare al danno che possa fare l'Europa per queste somme che vengono restituite, perché colpa qui non ne ha l'Europa, e l'abbiamo solo noi, è necessario andare a trovare, ecco, la malattia e poi cercare di fare la cura giusta. La malattia è che la colpa è nostra, perché la burocrazia, la politica e quant'altro, questi lacci e lacciuole che ci sono fanno perdere tempo. Allora cominciare ad accelerare ancora di più la macchina amministrativa e stare attento, con scadenze diciamo precise e con sanzioni forti, far sì che le somme che ne vengono assegnate restino e vengano investite in Sicilia.
e in Italia. Prego. Non so se il magistrato a livello di slogan si riferiva anche a Casa Pound o soltanto a Liberi Uguali, però tenevo a precisare che il nostro programma, credo che tutto abbia tranne che slogan, se non prima gli italiani, ma finito lì, il nostro programma invece è concreto. Possiamo parlare, a parte che per mia formazione più che numeri mi piacciono i temi, però anche lì a casa non so fino a che punto siano così interessati di numeri, forse è più importante parlare di programmi e uno dei nostri programmi è sicuramente il mutuo sociale, ad esempio, e anche qui possiamo tirare in ballo due numeri. Il mutuo sociale è una proposta di legge che va a modificare l'attuale mutuo bancario che praticamente porta a indebitarsi fino al collo le famiglie, le quali spesso per comprare una casa, per avere questo prestito dalla banca che spesso neanche lo dà, sono costrette anche ad ipotecare la casa magari di una nonna. Il nostro obiettivo invece è quello di far scegliere alla coppia o ai genitori non proprietari separati una casa, la banca non comprerà, non farà un prestito alla coppia, ma comprerà la casa e poi la coppia mensilmente riscuoterà una quota parte della casa con circa un quinto dello stipendio mensile. Laddove la banca dovesse rifiutarsi per 3 volte, la coppia potrebbe chiedere all'ente mutuo sociale, che sarebbe poi un'istituzione nascente pubblica, di comprare la casa. Questo non è uno slogan, ma è un programma tangibile e che mira ad un programma appunto preciso. Bene, adesso il tema dei temi, il lavoro, che ovviamente interessa, affligge anche la provincia agrigentina, in particolare caratterizzata da una emigrazione soprattutto giovanile colossale, una provincia agrigentina che da sempre si è fondata sul terziario, sui servizi, sull'agricoltura, su una vocazione industriale poi naufragata. A pochi metri da qui la Montedison a Porto Empedocle e non solo la Montedison a Porto Empedocle. Pertanto, il lavoro, la ricetta del lavoro, ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, quindi delle proposte, delle formule, e vi stimolo anche a un giudizio rispetto alle formule, alle proposte fino ad oggi varate, ad esempio il Job Act e altro. Fabrizio Roberto Sutera Sardo. Allora, lo Stato deve assolutamente intervenire per salvare le nostre imprese che falliscono sempre di più ogni giorno. Una nostra proposta sarebbe quella di rendere la Cassa Depositi e Prestiti un istituto pubblico, una Cassa Depositi e Prestiti che ha all'interno circa 400 miliardi. Quindi nazionalizzare la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare le nostre imprese in modo da poter dare nuovamente vita sia alle PMI, cioè alle piccole e medie imprese, che anche ai lavoratori di una industria piccolissima. Bianca Guzzetta. Chiaramente il lavoro è il nodo cruciale e bisogna essere chiari in questo. Lo sviluppo economico e quindi la liberazione di posti di lavoro per noi non passa appunto dalla slogan del ponte sullo stretto, questo per noi non è appunto praticabile. Lo sviluppo economico passa invece attraverso investimenti che fanno riferimento ad esigenze intanto reali del territorio e quindi significa messa in sicurezza del territorio, guardare le condizioni idrogeologiche, l'edilizia scolastica e la riconversione economica in senso verde, green, dello sviluppo stesso. Cioè non è possibile immaginare grandi opere che liberano appunto posti di lavoro, è possibile invece immaginare un intervento capillare nel territorio che chiaramente libererà posti di lavoro. Poi è chiaro che c'è un altro punto fondamentale. Il lavoro deve essere appunto retribuito, non è più tollerabile appunto pensare ad un lavoro sottopagato ed è ormai diciamo pensabile una riduzione dell'orario di lavoro a fronte di uno stesso salario. E poi infine per lavorare posti di lavoro è necessario appunto che si vada in pensione. Non è possibile più pensare che la pensione si va verso i 70 anni e quindi un mancato turnover. Quindi per quanto poi riguarda appunto il nostro territorio, è chiaro che appunto, riparlando appunto di Agrigento, ma
liberi posti di lavoro, se metti a sistema tutto quello che c'è dentro appunto questa provincia. Il turismo, è vero, è una fanalino di coda nonostante le bellezze appunto che ci sono qua. Allora perché un turista, a proposito di dati di cui tanto sono appassionati, io invece sono appassionata più delle storie reali, delle vite, ma vogliamo parlare di dati? Parliamo di dati. Se è vero appunto che un turista qua si ferma una notte e mezzo, in questa provincia si ferma una notte e mezzo, quando c'è veramente delle meraviglie da scoprire, ma non soltanto la Valle dei Templi, delle chiese barocche meravigliose a Agrigento, la Far Factory di Favara, il Castello Chiaramontano, il mare, c'è appunto una ricchezza, una biodiversità anche dal punto di vista enogastronomico. Allora, perché appunto il turista si ferma una notte e mezzo? Perché non c'è un'amministrazione in grado di mettere a sistema appunto la realtà, queste realtà straordinarie appunto che la provincia di Agrigento offre. Allora, se noi riusciamo in realtà ad interpretare i bisogni del territorio e a mettere appunto a sistema, questo in realtà produrrà la capacità di start-up, di impresa, non soltanto appunto privata, ma anche sostenuta dal pubblico. E chiaramente questo è il primo punto fondativo del nostro programma, il lavoro. Senza appunto un lavoro retribuito giustamente, è un lavoro, come dire, dignitoso, chiaramente questo paese appunto non può ripartire, e questo va fatto a partire dal sud, dal mezzogiorno e dalla Sicilia chiaramente. Giussi Bartolozzi. Stiamo diventando un paese di vecchi, di persone anziane. I ragazzi vanno via, lasciano il nostro territorio con la speranza di trovare un posto dove poter sperimentare nuove forme di lavoro, di poter approdare ad una vita più felice. La dottoressa diceva siamo più attenti non ai numeri ma alla vita delle persone. Beh, anche noi di Forza Italia siamo attenti alla vita delle persone, ma bisogna capire come. Anche qui si tratta di professionalità, non si tratta di numeri, si tratta di dire cose concrete. Come si fa ad attrarre e a cercare di incentivare il lavoro nel nostro territorio? Dicevo prima, noi attraiamo per quanto riguarda il turismo il 10% solo dell'offerta siciliana. È un problema, ed è un problema perché non abbiamo una rete di servizi tale. La dottoressa diceva perché il turista viene qui e sta un giorno e mezzo, perché non c'è un contesto, organizzato, non ci sono servizi, non ci sono infrastrutture. Quindi l'unico modo per cercare di in qualche modo risollevare la nostra economia è trarre investimenti esterni, far sì che la gente da fuori venga ad investire in Sicilia, e questo lo fai solo se offri una fiscalità di vantaggio. Abbiamo Malta dietro l'angolo, a Malta si aprono società in non meno di 2 ore, in Italia ci vogliono giorni se non dire mesi, sempre il problema che dicevamo prima della buona amministrazione e quindi del rendere più veloce e più celeri le pratiche amministrative. Malta è dietro l'angolo e gli investitori vanno non gli investitori stranieri, ma le nostre imprese vanno a delocalizzare a Malta, perché è più facile, perché gli conviene dal punto di vista fiscale. Quindi evidentemente l'unico modo di offrire offerta di lavoro, uno dei tanti modi, non l'unico, ma comunque il modo più efficiente è quella di incentivare gli investimenti stranieri a venire qua, offrendo prospettive, appunto una fiscalità che li premi. I giovani, che dire, i giovani abbandonano la Sicilia, c'è una fuga in massa dai nostri, offriamo le migliori intelligenze, formiamo dal punto di vista formativo, abbiamo le migliori scuole, ma poi abbandonano la Sicilia perché siamo terra che non può garantire loro un futuro certo, ai nostri figli, ai vostri figli, ai vostri fratelli, scappano tutti via. Questi sono i temi che verranno affrontati, bisogna far sì che i giovani ritornino, stiamo diventando un popolo veramente, ci stiamo desertificando, un popolo di vecchi che vede solo approdo e ritorniamo al solito discorso, di migranti economici. Quindi noi saremo un popolo di vecchi che verrà inondato da gente che non è pronta ad essere inserita nel nostro territorio perché non ha professionalità da spendere. Vincenzo Giambrone. Io partirei, a proposito di lavoro, abbassando le tasse. Mi si dice che c'entra questo. C'entra perché gli imprenditori, i nostri imprenditori stanno andando via. Poi vanno, per parlare di un paese qua vicino, per non fare riferimento a Malta e quant'altro, ma... Ti riferisci ovviamente anche al cuneo fiscale? Riferisco? Al cuneo fiscale? Sì, mi riferisco e sto arrivando al dunque, perché, per esempio, mi diceva un amico mio, in Romania
fino all'equivalente di 30.000 euro sono le tasse al 3%, superato il quale importo tutto al 10%. Se noi abbassiamo le tasse, Trump, pur non condividendo il suo temperamento particolare, sta facendo una politica molto forte che sta dando i suoi risultati. Ha abbassato drasticamente le tasse. Ha fatto sì che le imprese americane ritornassero in America, ha messo dei dazi veri e propri nei confronti di chi in effetti produce materiale illecito, materiale illegale, materiale che viene fatto magari con il lavoro nero, eccetera. Ha fatto sì che tutto quello che non rispetta la norma subisse pesanti dazi, e questo sta dando risultati eccellenti. Mentre prima si parlava sempre di fischi e critiche, oggi anche gli economisti cominciano a guardare con molta attenzione questa linea. E allora dico, se noi siamo circondati, abbiamo dietro le spalle, qua davanti abbiamo l'Africa, dietro abbiamo i paesi balcanici, dove c'è intanto un tenore di vita basso, ma per quanto riguarda questa pressione fiscale è una depressione al contrario, è una pressione che in effetti è sopportabile. Detto questo, occorre che si fanno investimenti forti, produttivi, seri, mirati. Allora, penso subito all'agricoltura, sarà una deformazione professionale, penso al turismo, penso a potenziare questi settori che sono quelli che ci riguardano e ci interessano da vicino. E un'altra cosa ancora, se si vuole creare lavoro, lo sto facendo, l'ho fatto già a Cammarata, nel mio comune, dopo sei sindaco. Strutture morte, penso alla piscina che era provinciale, era un cadavere, criticato da tutti, ma c'erano grandissime aspettative attorno a questa struttura. Io l'ho presa in consegna, me la sono fatta dare dalla provincia, abbiamo fatto un contratto noi ventennale e rinnovabile per altri 20, l'ho affidato a privati. Il privato, ho fatto la gara e quant'altro, il privato ha investito già ad oggi 450.000 euro, che verranno recuperati con il canone anno che abbiamo fissato. Cosa abbiamo fatto noi allora? Abbiamo preso una struttura che era morta, l'abbiamo dato al privato che ha fatto il suo investimento, senza tutti questi lacci, lacciuole, autorizzazioni e quant'altro. Là dentro già ci sono almeno 25 persone che lavorano, e quindi questa macchina, prendendo una struttura morta e riattivando, e ne abbiamo tantissimi in questi casi, l'ho fatto anche con l'auditorium, ma quello della piscina è eclatante. Allora, cos'è che dico? L'altra possibilità è quella di prendere queste strutture, ne abbiamo tantissime che sono chiuse, di affidarle a privato, il privato che intanto fa tutta la ristrutturazione necessaria, la mette in moto, ti crea un circo e ti crea lavoro. Allora, per un verso gli investimenti, dall'altro basse tassate, e poi rimettere in moto anche tutti i beni che abbiamo, attenzione, si parlava non solo della Valle Templi, ma abbiamo opere d'arte bellissime, e perché non pensare a darla a privati, laddove la macchina amministrativa, laddove lo Stato, laddove la Regione non può intervenire per carenza di fondi o per altre ragioni. A mio avviso la ricetta giusta è quella di affidarla a privati, i quali investono, hanno interesse a guadagnare, quella struttura non la fanno deperdere, la curano, non c'è l'abbandono, tanto c'è il finanziamento, tanto è del comune, della regione, dello Stato, lasciamola morire. Il privato ha interesse invece a tenerla in vita e dare lavoro. Bene, in conclusione dell'odierna puntata di Tema, un appello al voto da parte vostra, perché dovrebbero votarvi, molto semplicemente. Iniziamo da Fabrizio Roberto, Sutera, Sardo. Sicuramente abbiamo visto ormai in questi anni governare sia il centrodestra che il centrosinistra. A noi non piace né la definizione di destra né la definizione di sinistra, quindi non ci collochiamo in questo senso da nessuna parte. L'appello è semplicemente chi condivide il nostro programma, chi crede che ci sia bisogno di una svolta in senso nazionalista, anziché continuare a premiare le multinazionali, quindi guardare più un aspetto sociale, semplicemente questo, non c'è nessun tipo di appello, di promessa, toglieremo il tumore come disse Berlusconi nel 94, o non promettiamo nulla di tutto ciò, è semplicemente una politica sociale rivolta agli italiani e niente più. Bianca Guzzetta, Liberi e Uguali.
Allora io credo che bisogna dare il voto a liberi uguali, bisogna premiare appunto questa formazione politica perché è una formazione politica autentica. È chiaro che qual è il suo obiettivo, la giustizia e l'uguaglianza sociale, ed è chiaro che è una formazione che si distingue dalle altre, che hanno già governato, hanno già tradito il paese, lo hanno già fatto, ed è l'unico vero voto utile per scongiurare appunto qualsiasi inciucio in un sistema proporzionale chiaramente fra Partito Democratico e Forza Italia, quello che molto probabilmente ci verrà offerto dopo appunto il 4 marzo. E perché in realtà la titolarità dell'onestà e della trasparenza in questo paese non ce l'hanno soltanto i 5 Stelle. Noi abbiamo un programma definito e una guida seria, trasparente, onesta, che incarna appunto la lotta alla mafia e alla legalità, che è il nostro presidente Pietro Grasso. Giusy Bartolozzi, Forza Italia. Mi rivolgo ai cittadini siciliani, ai miei conterranei, ai cittadini dei miei 71 comuni e a tutti gli altri. Non c'è altro voto, l'ho già detto prima, il voto vedo solo come interlocutori la sinistra e i grillini. La sinistra, ribadisco, ha dimostrato in terra di Sicilia un disastro. Che cosa vuol dire affidarsi agli uomini della sinistra in Sicilia? Il governo Crocetta ne è un esempio drammatico. Il voto ai grillini è un voto dato a gente che non ha professionalità, che parla per slogan elettorali, che strumentalizza le posizioni senza avere concretezza perché, ribadisco, non sono professionisti, perché è gente improvvisata che non ha idea, non ha mai lavorato e non ha idea di cosa vuol dire essere dei professionisti impegnati. Il voto a Forza Italia è l'unica alternativa possibile ed è l'unica alternativa che consentirà al Presidente Berlusconi, io sono sicura che i cittadini, i siciliani voteranno in forza il 4 e ci faranno raggiungere, ci faranno volare oltre il 25%. Forza Italia supererà il 40%, il centrodestra supererà, scusate, il 40% e non ci sarà necessità di alcun inciucio, come dice la dottoressa. Inciuci non ne vogliamo fare. C'è una bellissima intervista di oggi nella quale si dice, Forza Italia dice che nessun inciucio è all'orizzonte perché voleremo con il voto di tutti, quindi invito tutti i cittadini siciliani ad esprimere con una bella X la loro preferenza che è per Forza Italia, perché è l'unico modo per vincere le elezioni e cambiare l'Italia. Posso aggiungere? Su Terra Sardo, prego, e poi Giambrone. Sul discorso dell'inciucio, il problema dell'inciucio non è tanto perché non c'è la maggioranza, è sicuramente un punto, però non è soltanto questo. L'inciucio ci sarà per il semplice motivo che il centrodestra è unito sulla carta, anche se nei sistemi parlamentari le coalizioni giuridicamente non esistono prima delle elezioni ma soltanto dopo. Quindi una volta che saranno finite le elezioni, la Lega o Fratelli d'Italia con Forza Italia, il 99% del programma è completamente diverso su tutti i punti, Unione Europea, Euro, ma qualsiasi tipo di punto è completamente contrario. Addirittura Berlusconi ha anche detto ultimamente che magari nel 2019 è disposto anche ad approvare Ius Soli. Non credo che Salvini lo sia, quindi l'inciucio è soprattutto per questo motivo. Posso rispondere? Certo. Una lapidaria. Al solito, slogan elettorali, vorrei capire di quali punti lei pensa che non convergiamo, quali punti abbiamo in dissonanza. Noi siamo una grande coalizione, il centrodestra è una coalizione importante, forte, presente, sui punti di maggiore interesse focalizziamo, quindi non capisco a cosa si riferisca. Lei poco fa ha fatto una citazione che è assolutamente impropria, no, ha detto semplicemente i suoi punti, senza spiegare quali. Abbiamo gli interlocutori davanti, abbiamo i siciliani, dobbiamo parlare di cose concrete, la dobbiamo smettere con gli slogan elettorali. La gente lo capisce, ne è stufa, dobbiamo parlare. Quando lei dice non vi trovate sui punti, mi dica quali sono. È logico che scusi, mi consenta, poi il nostro padrone di casa ci darà modo di esprimere. Abbiamo programmi composti diversamente, il Movimento 5 Stelle ne ha 18, ne abbiamo 10 punti, la Lega ne ha 5, quindi è logico non poter convergere su ogni cosa, ma sui punti essenziali il centrodestra converge, è unito e compatto. Se lei dice di no è invitato, e io le dirò su quali invece lo siamo, a indicare quali sono le tematiche precise su quali il centrodestra non è compatto. Smettiamola di mettere in confusione la gente che deve votare, il centrodestra è compatto e in quanto compatto vincerà le elezioni. Dopodiché, siccome Forza Italia sono convinta che con l'aiuto dei siciliani prenderà la maggioranza, non avremo necessità di fare alcun tipo di inciucio. Io invece
realisticamente parlando, proprio con i piedi a terra e con l'indicazione, il vento che soffia, dico che il pericolo dell'ingiudizio non esiste perché avremo la maggioranza assoluta. Posto ciò, non voglio scendere in polemica perché alla gente interessa ben poco sentire uno contro l'altro armati. Perché debbono votare Forza Italia? E perché debbono votare me? E perché debbono votare per il centrodestra? Per quanto mi riguarda, comincio dalla parte più debole. Per quanto mi riguarda, perché intendo mettere a disposizione l'esperienza ormai maturata nel tempo, sia come dirigente di ente, sia come sindaco, la terza volta che vengo chiamato a fare il sindaco. Ciò significa che un poco di fiducia la esperiamo, cioè siamo mossi all'insegna intanto della legalità, della trasparenza, della giusta amministrazione. Ed è questo proprio un obiettivo che io mi prefiggo giornalmente. Allora io chiedo agli agrigentini e agli amici di Trapani, degli 8 comuni di Trapani, per intenderci Mazara e dintorni, chiedo di esprimere il loro consenso a mio favore, oltre che per il centrodestra e per Forza Italia, perché voglio mettere proprio a servizio della nostra provincia e del nostro territorio, del collegio 4 senatoriale, la esperienza maturata nel tempo e far sì che noi possiamo farci sentire con proposte, oltre che propositi, ma con proposte precise, perché abbiamo interesse di ricreare le condizioni di una migliore vivibilità laddove, lo diciamo tutti ed è giusto che lo diciamo, l'importante è però portarle avanti queste cose, creare le condizioni di migliore vivibilità in Sicilia. Forza Italia ha dimostrato nel tempo, a parte che è una coalizione coesa, lo stanno a dire tutti i giorni, e però è giusto che ci sia questo attacco frontale, perché si ha paura che il centrodestra possa vincere e deve vincere, e si ha paura pure che possa essere veramente una coesione forte tra la Lega, nonostante Salvini qualcuno possa pensare diversamente, Salvini poi ha dichiarato in termini chiari addirittura di fare ragionamenti più avanzati con Forza Italia, oltre con la... Allora, perché votare il centrodestra? Perché il centrodestra ha dimostrato negli anni passati che sa amministrare, che vuole amministrare e che vuole portare l'Italia ai posti che alla stessa competono. Vuol ridare la dignità all'Italia, dignità che ha perso con gli ultimi governi del centrosinistra. Di cose buone se ne sono fatte pure, ma il messaggio che passa, e lo dice la gente comune, il messaggio che passa è che noi ormai siamo arrivati allo stremo delle forze, ormai siamo arrivati al punto di non ritorno e la possibilità di riprendere questo passo, a nostro avviso, può darlo semplicemente il centrodestra e Forza Italia. Posso dire quali sono i temi di disaccordo? Hai citato lo Ius Soli poc'anzi. Ius Soli, ma Unione Europea e Euro pure, visto che mi chiedeva quali fossero, glielo ho detti. Quindi su 10 punti del nostro programma e lei me ne ha citati 2. Ma lei crede che questi 3 siano di poco conto? No, me ne ha citati 2, Ius Soli e Unione Europea. L'altro, scusi, mi è scappato. Ed Euro. Lei crede che siano di poco conto? No, non sono di poco conto, ma sugli punti di convergenza che sono quelli che interessano il cittadino italiano, cioè la tutela del lavoro, lo sviluppo del territorio, la giustizia, la tutela dello Stato in termini di controllo dell'immigrazione. Sono punti che ci accomunano Comunque possiamo stare insieme. La tutela della famiglia, la scuola, la sburocratizzazione, lì ci vede tutti i comuni. Comunque possiamo stare tranquilli, nessuno avrà la maggioranza assoluta e dal 4 marzo ragioneremo su quello che succederà e vedremo se ci saranno questi incroci. Dimostreremo nel tempo che sappiamo amministrare. Esatto, lo scopriremo solo vivente come canta una canzone. Direttore, dimostreremo agli italiani che per 5 anni sapremo amministrare e amministrare bene. Con il Partito Democratico. Cittadini ubriacati. Vi ringrazio per essere stati ospiti di Teleacras, della trasmissione Tema, Fabrizio Roberto su TeraSound alla Camera per Casa Pound, Bianca Guzzetta alla Camera per Liberi e Uguali, Giussi Bartolozzi alla Camera per Forza Italia, Vincenzo Giambrone al Senato per Forza Italia. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione e arrivederci ad una prossima puntata di Tema.